tante riflessioni positive. Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, questo vuol dire ovviamente utilizzare al meglio gli strumenti che noi abbiamo a disposizione e utilizzare anche in questo caso l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per rendere ancora più efficace l'incrocio di informazioni e di dati. L'avete visto nel nuovo sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, che non è solo ed esclusivamente, come dire, un percorso di transizione dal reddito di cittadinanza allo strumento del supporto per la formazione e il lavoro e poi al segno di inclusione che partirà il 1° di gennaio, ma è invece quello che noi intendiamo fare sul fronte proprio dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, perché abbiamo messo in sequenza, in relazione, quindi in condivisione, i dati dei centri per l'impiego, i dati delle agenzie private per il lavoro, degli enti formatori e soprattutto delle regioni, di INPS, del Ministero del Lavoro, di tutti quei soggetti che in Italia si occupano professionalmente di lavoro. Perché? Perché dalla conoscenza dei dati poi c'è la possibilità anche di comprendere, soprattutto in termini di formazione, quelli che sono i fabbisogni ancora non coperti. Stiamo intervenendo sulla scuola e sulla filiera della formazione professionale con il nuovo DDL Scuola. All'interno di quello c'è una scommessa importante, che è quella di rivedere tutta la formazione professionale, compreso quella di derivazione regionale, perché noi partiamo dal presupposto che non esista un percorso di studi di serie A o di serie B, ma che esista invece la necessità di rendere la scuola molto più aperta anche a quelle che sono le contaminazioni positive del mondo del lavoro e quindi al connubio con le imprese. In questo modo consentiamo ai ragazzi che fanno il percorso e la scelta della formazione professionale di poter transitare verso i percorsi degli ITS, quindi la formazione tecnica superiore, oppure ovviamente di coltivare il loro talento in percorsi universitari che potremmo definire, anche se semplicistico, tradizionali. Noi vogliamo dare ai ragazzi delle opportunità. Un paese che ha un numero di NEET così importante non può permettersi di non mettere in campo tutte le energie affinché i ragazzi siano stimolati e non restino alla finestra. Io dico loro in tutte le occasioni in cui ci parlo: l'unica cosa che non potete fare è non giocare la partita. Poi ecco, noi daremo loro tutti quelli che sono gli attrezzi per poterla giocare al meglio. Visto il tema delle competenze aggiornate e utili appunto al nostro mondo produttivo, incrociano strettamente anche il tema del PNRR e dell'efficacia della realizzazione del PNRR e delle risorse. Noi in questo momento abbiamo una situazione che io considero assolutamente positiva dal mio punto di vista, perché abbiamo tutte le risorse della programmazione 21-27, più abbiamo le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tantissime e si traducono certamente nel programma GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, però si traducono per noi ancora di più in una sfida anche nella revisione di quelli che sono gli algoritmi e soprattutto le norme interne che gestiscono il programma, perché in termini di formazione professionale quello che noi abbiamo fatto con il sistema di inclusione sociale e lavorativo ci serve per mappare la qualità e soprattutto la formazione che oggi finanziata, che oggi possiamo mettere in campo, guardare e fare l'incrocio con quello che ci chiede il mondo dell'impresa, capire dove orientare invece le scelte future sulla formazione laddove non siamo ancora presenti. Questo perché? Perché abbiamo bisogno e soprattutto vorremmo che il concetto della formazione fosse inteso come un percorso che accompagna tutta la vita lavorativa delle persone, perché quando si dice appunto long life learning si dice praticamente formazione continua lungo tutto l'arco della vita, che non è solo la filiera educativa ma invece proprio la filiera della formazione professionale e della formazione aziendale. In questo contiamo di portare a bordo
soprattutto le imprese, perché è dal colloquio e anche dal connubio col mondo dell'impresa che si riesce a intercettare quelle che saranno poi le direttrici future del lavoro a 5-10 anni. Grazie a voi, buona serata.